Poi una cortesia, me ne ritorno a fine. Buonasera e benvenuti un'altra giornata di calcio. Questa volta per il campionato regionale Elite Under 15 vedremo affrontare Panormus contro San Cataldese. Panormus attualmente capolista di questo campionato, se dovesse vincere arriverebbe a più 4. Una bella partita sicuramente da seguire con noi di Sport Sicily. Adesso aspettiamo i ragazzi che si schierano in campo e l'arbitro darà l'inizio alla gara. Calate tutti. Tutti ancora, altri 2 posti. Ancora. Alla fine Lucario, siamo tutti completi. Vai, scala. Marco, vieni qua. Più là. Più dietro. Si parte, è iniziata e subito Panormus col pallone in avanti per il numero 10 in anticipato. Possesso Panormus, lunga la palla verso il numero 10 ma viene chiuso. Dovrò metterla giù, un po' di confusione. Alza il campanile dove non c'è nessuno. Rimessa al fondo subito per la San Cataldese. Vai lunga al fondo, dietro. Vicino. Qua Marco, lo vuoi? Vieni qua. Vieni a cercare. Calcio di punizione alla San Cataldese. Palla lunga direttamente in mezzo. Esce Romano con molta tranquillità, la fa sua. Palla lunga verso Lovoi, chiuso. Viene anticipato qui Fiume e poi arriva Mariolo. L'arbitro non fischia il fallo, lascia giocare il direttore di gara, riesce a passare questo pallone in mezzo a 2. È buona la palla a destra, attenzione perché arriva un tiro cross, palla che esce fuori, rimessa al fondo. Subito la San Cataldese essere aggressiva.
Si parte dal basso, palla lunga per Lovoi, e copre bene il pallone. Poi di testa ci prova Puleo. Possesso Panormus. San Caldese che alza il pressing, riesce a passare, rimpalla a favore, prova a centrarsi. Ottima la chiusura qui di Lovoi. E adesso prova ad andare via con Fiume. Palla che cade nei piedi di Puleo, che prova ad andare via in contropiede. Scusa, Mariolo fermato, ma l'arbitro lascia giocare. Sarà quindi rimessa laterale per la San Caldese. C'è nel frattempo un giocatore a terra. Giulio, salti il primo, alza la testa, c'era Marco in porta. Oh, più svegli qua in mezzo al campo, dite? Oh, tutti sto piedino abbiamo, mettila lunga se non c'è. Com'è che verde, signore? Chiamando qui lo giudice Alpo. Salvatore, però rimessa laterale data alla San Caldese. Marco a posto. Laterale battuta. Orsi di prima col sinistro. Attenzione a Orsi, uno dei giocatori anche più pericolosi della Panormus. Palla prova a essere spizzata. Rimane la palla lì, serie di rimpalli. Spazza via la San Caldese. Solo. Vieni, Marco. Spina, vede il pallone, mette questo pallone in mezzo alto, arriva Lovoi, viene chiuso, prova a metterla giù, sarà rimessa laterale per la Panormus. Spina alla battuta, batte Spina, guarda vicino, prova ad andare via, bene qui Puleo, trova il capitano in travaglia. Palla a sinistra, non c'è nessuno. Rimessa dalla San Caldese. Lascialo qua. Marco, davanti, Rosario! Davanti! Dico! Ancora Dico! Si trova la palla sopra Orsi. Arriva il fallo. Sarà calcio di punizione per la Panormus. Orsi col suo sinistro a metterla in mezzo. C'è 5 sul cronometro. Orsi prende la rincorsa, mette questo pallone in mezzo all'aria, la palla rimane lì, poi col destro Spina non è riuscito a passare. Ancora Mariolo prova a metterla in mezzo, sarà rimessa laterale per la San Caldese. Qui lo giudice aveva più cattiveria su quel pallone. Si è ridotta anche la palla in mezzo ai piedi di Fiume. Orsi alla battuta. Mariolo con il petto, prova ad andare via con la testa, poi protegge il pallone a terra. Ancora Mariolo si rialza, poi in qualche modo prova a mettere in mezzo questo pallone da terra. Quella che esce fuori, rimessa a fondo per la San Caldese. Attimo alto subito per le due squadre. Spezza il portiere, in travaglia, va a cercare a Puleo, non arriva Orsi. Fiume passa la palla per Mariolo. Mariolo viene chiuso, ottima la chiusura del terzino della San Caldese. Il compagno con Gasare, rimessa laterale per la Panormus. Andrà Orsi a battere. Orsi batte in mezzo a sto pallone, spazza di questo pallone Puleo, poi in rovesciata non riesce a prendere questo pallone. Questo Panormus, Spina lunga per Lovoi, anticipato, palla che cade ai piedi però di Puleo, che prova a girarsi per prendere la pallonata, spazza via, ancora Panormus in possesso del pallone, Gambino, palla che passa, rischia qui, la palla verso Orsi che va via con un sombrero. Ancora Orsi, perde il pallone, possesso San Caldese, allora questo pallone sulla destra, esce bene il portiere e la fa sua. Porta, vieni là.
Vieni là. Le mani, oh! In travaglia, spinto. Calcio di punizione Panormus. Giusto. Guarda, basta giocare così. Dai. Orsi. Lungolinea per Fiume che prova ad andare via, chiuso. Ancora Orsi per rimbalzare la palla sull'avversario, sta rimessa a 3 per Panormus. Orsi per Intravaglia che mette giù questo pallone, prova ad andare via, rimessa a 3 ancora San Cataldese. Oh, Fiume, la buona palla, Fiume! Batte in travaglia di prima su Orsi, poi mette questo grosso rasoterra. L'ultimo tocco è San Cataldese, anzi no, Panormus, dice il direttore di gara, e si è rimesso al fondo. Grino, Gri! Uno avanti, uno dietro. Un po' dietro, è più lungo, un po'. Palla alta, non ci arriva Fiume. Larga questo pallone sulla destra, c'è poi Orsi in velocità, arriva. L'ultimo tocco è suo, si è rimessa tra la San Cataldese. Scappiamo prima, Cristian! Marco, rimani su, Giulio, a dare una mano, occhio che ti arriva, guarda! No, ce l'hai Tanto tu! pubblico, questi under 15 elite, Ce l'hai dietro, lo vuoi? che comunque mostrano le loro idee calcistiche, i giocatori, così piccoli. Prova a spazzare il pallone, c'è un po' di confusione lì. Deve spazzare di testa Gambino, una botta in testa. Questo non è Gambino, però lo vuoi. Spina. Battere Giordano, Gambino, Orsi. Può andare via, l'ultimo tocco della squadra avversaria, invece no. Si è rimessa laterale per la San Cataldese. Oh, ragazzi, se ci prestano alto, cerchiamo le punte! Rimessa laterale. Alla spizzata. Forte, dalle forte! Spazza via fortissimo Romano. Per Puleo che stacca di testa. Trova poi compagno Spina. Si butta giù il giocatore della San Cataldese, rimessa laterale Panormus. Fiore batte, Spina. Di petto appoggia malissimo. Poi l'arbitro lascia giocare. Attenzione a San Cataldese. Arriva Gambino a chiudere questo pallone. Palla che cade dai piedi di Lovoi. Che può andare via lungo per Puleo. Che si gira bene Puleo. Accelerato Puleo. Puleo il destro. Parato. Poi non ci arriva. Qui il numero 9 Mariolo. Adesso San Cataldese che si apre. Quando viene via in contropiede. Riesce a scappare il capitano. Rientra. Ma arriva bene Lovoi a chiudere e poi spazza via. Spina. Mette giù in travaglia, ancora in travaglia, allarga questo pallone per Mariolo. Anticipa che è chiuso, ancora lo vuoi, mette giù questo pallone, gioca vicino, alza un campanile qui di Stefano. Oh, è lunga dietro! Per il portiere, spazza via, di Stefano, lo vuoi, palla in mezzo al campo in travaglia non arriva. Arriva poi Orsi, anticipa e parte via Orsi. Va via il contropiede, c'è contatto. L'arbitro arriva, infatti arriva il primo cartellino giallo della partita. Subito accesa questa partita, 10 minuti di gioco, arriva il primo cartellino giallo per la San Cataldese su un'accelerazione di Orsi. Sei uscito, perché ti fa così? Devi andare forte! Orsi mette in mezzo forte questo calcio di punizione dove non c'è nessuno. A centro campo deve andare tutti i palloni, guarda qua! Del portiere. Di prima il capitano, quando lo vuoi a chiudere, rientra bene, poi tenta il destro da lontanissimo. Non un tiro che impensierisce il Romano, che blocca in due tempi. Ok, allora stringiamo e devo saltare a prendere sta palla, Fiume! Ora per Mariolo.
Travaglia, la tocca Di Stefano per Puleo che prova a mettere giù questo pallone difficile, poi Travaglia anticipa, Di Stefano lo vuoi, rischia qui Di Stefano e quindi contropiede San Cataldese che riesce a trovare il passaggio lungo linea, Aiutalo! riesce a tenerlo in campo, adesso a proteggere ma va via di tacco con un numero, viene chiuso da 2. Ottimo qui Giordano ad aiutare il compagno, butta la palla sull'avversario, quindi può curarsi una rimessa dal fondo. Giordano vicino da Spina, lunga verso Puleo, arriva Puleo in tutta velocità, di testa riesce a toccare a Puleo, ancora Puleo, prova ad andare via Puleo, c'è il contatto, Mariolo, l'arbitro fischia, forse non ho capito se è per simulazione o perché forse qua Puleo ha fatto fallo. Fatto sta che adesso il possesso torna alla San Cataldese. Palla lunga, battuta, di testa lo vuoi. Se poi c'è Giordano, lunga per Puleo che scivola. E possesso San Cataldese. Ancora Puleo, il rimpallo è sua fortuna, poi non riesce a prendere questo pallone. Tanta fame questo ragazzo della Panormus. Spina. Oh Nino, Per farlo con le mani. Se calcio di punizione. Alto! Vieni qua, 11. 8, Giulio! Orsi! Giulio! Fai la barriera! Parte direttamente il tiro. Giulio! Pericoloso. Ma che 90 Lascia metri! scorrere. Scorre Romano. 90 metri con gli occhi barriera! fuori. Messa al fondo Panormus. Ok. Stringi, Giordano, avanti il 10. Spazio Romano. Per Orsi che si gira lungolina verso Puleo. Non c'è nessuno. Poi arriva Mariolo. Questa è la palla per te. Sei già stanco, Marco. Ok, vedi giocare. Se non ce la fai esci. Anticipa con Spina, invece anticipa Giordano, poi Mariolo, attenzione Travaglia in velocità, ce lo vuoi su questo pallone che chiude bene lo vuoi, adesso va ben contropiede, c'è contatto, l'arbitro lascia giocare, lo vuoi, per Intravaglia, scorre questo pallone, l'arbitro fischia, c'era il fallo di Manni di prima di Intravaglia, nel calcio di punizione. Signore! Anzi sarà calcio di punizione per la Panormus e va proprio lui, il numero 7 della Panormus, l'Under 15 Elite, va proprio lui, Orsi, un ragazzo che ammiro tanto, che ha veramente delle capacità da fuori classe. Ma perché grida, signore? Signore, ma perché grida ai ragazzi? Non ho capito questa cosa. Va Orsi alla battuta. Orsi il destro! Signore! Fuori di pochissimo. Signore! Ma perché grida ai ragazzi? Non lo capisco. Ascoltano, sono ragazzi che ascoltano. Ma ascoltano. Marco! Nulla di personale con loro. Fattori che sta al fondo. Gambino, poi mette il piede, fallo, calcio di punizione per la San Cataldese. Davanti alla palla! Oh, un po' più su, raga! Un po' più su! Tieni sta linea un po' più su! Cristian!
Ce l'hai sempre. Dese. Vabbè, rimani tu, Marco, Puleo, rimani tu. Sto calcio di punizione quasi a centrocampo. Andrà mi stretta Marco a provare il destro, palla che si alza troppo. Rimessa al fondo a Panormus. Chi è quell'otto lì, Nino? Sono in molti. I tifosi sono venuti qui a vedere la loro casancata al destra. Poi Giordano spazio del ogni pallone. tanto metti la lunga perché sono alti loro, ci Messa mettono laterale alti. per la San Cataldese. Di testa Spina. Oh, uno dei due deve aiutare. Giulio! Non lo mollare, Giulio! Direttamente dentro questa iniziativa è spizzata la palla, poi prova cammino a spazzare via il pallone. La fa su a Romano. Palla lunga, a cercare a Puleo. Puleo spizza per Mariolo. Palla che cade nei piedi di Spina. Prova ad andare via, l'ultimo tocco è su rimessa della San Cataldese. Giulio! Giulio! La metti giù! Testa Spina, poi di Stefano. Spazza via questo pallone. C'è Puleo lì. Palla che sbatte sulla spalla e scorre. Esce fuori, rimessa laterale ancora Panormus. Spina alla battuta. C'è il contatto di Puleo, rimessa in calcio di punizione. Quindi vai incontro e ti fai fare fallo tu. Direttamente lunga. Spizzalo voi. Oh, svegli, Cristian! Alpo, piglialo. Rimessa della San Cataldese. No, non lo prende! Lunga di testa la spazzatura di Stefano. Attenzione, c'è Puleo. Oh, non devi stoppare la palla di testa! Okay? Scusate per l'imprevisto, abbiamo avuto dei piccoli problemi in live. È ripartita la partita, fermi sempre lì sullo 0-0. Nessuna occasione pericolosa creata. Tranne che adesso, per Puleo che mette giù questo pallone, rimessa laterale per la Panormus. Abbiamo perso il cronometro del tempo. Ma saremo circa sui 20 minuti di gioco. Marco! Oh! Raga, secondo polo, raga! Raga, secondo polo! Nico! Occhio! Nico! Calcio d'angolo Panormus. Va Orsi alla battuta. Marco! Marco, vieni, Marco! Orsi rasoterra, il destro di Puleo che non riesce ad impattare il pallone. Poi Orsi la mette in mezzo, c'è un tocco con le mani. L'arbitro viene travolto adesso ai giocatori. Ma l'arbitro non vede nulla, lascia giocare. Peccato per Puleo che si è divorato un gol. Una grandissima occasione da gol. Prima occasione sotto dalla partita. Orsi in mezzo sul primo palo. Poi arriva Orsi in velocità, c'è il contrasto, l'arbitro non lascia giocare. Fischia. Nel calcio di punizione per la San Cataldese. Lunga la battuta di Stefano. Arriva Puleo da dietro. Mariolo prova a chiudere a Cespina. Rimessa laterale. Marco, fai cambio con Giulio alla prossima, per ora non che stiamo da quell'altro. Scusate, Spina era il numero 4 della Panormus. Gambino, lo vuoi spazza malissimo per andare via il numero 11 della San Cataldese che protegge bene il pallone, scappa via da Lovoi, poi non riesce a chiudere nemmeno qui Spina, va ancora avanti, palla in mezzo, troppo lenta questa palla, protegge poi il terzino della San Cataldese. Si è rimessa laterale.
Palla in mezzo, battuta con le mani. Travaglia spazza via. Vado ad andare via Mariolo, anzi no, Puleo. In velocità non riesce a prendere questo pallone. Attenzione perché c'è un palla a favore qui. La Panormus, ma la San Cataldese con calma. Adesso prende il possesso del pallone. L'arbitro lascia giocare, si lamenta però Di Stefano. Spazio via Giordano. Travaglia di testa. Questo San Cataldese, poi c'è Mariolo su questo pallone. Pedisce l'avanzata. Quindi laterale San Cataldese. Amaya! Protegge bene il pallone, poi arriva il fallo su Intravaglia. L'arbitro gli tira la maglia, attenzione. Cambia tutto il gioco per Orsi. Rientra. Poi scappa via Orsi, lo trattiene con le mani, ma l'arbitro lascia giocare. San Cataldese si può creare un'occasione pericolosa. Arriva Orsi in velocità. Il destro! Romano chiude. Spazio via il portiere. Prova a prenderla di testa qui Mariolo. Intravaglia riesce a passare, l'arbitro fischia. Calcio di punizione per la Panormus. Di Stefano, batti tu. Dai Giulio, su, a saltare Giulio. Calcio di punizione di Stefano alla battuta da centrocampo. Marco. 8,5 di gol. Temperature bassissime di Stefano. Palla sprecata. Quella di Stefano. Dietro, che prendiamo più velocemente la seconda palla. Vabbè. C'è il portiere San Cataldo. Arrivalo voi. Mariolo. Lungolinea verso Puleo. Di destra Intravaglia per Puleo che mette giù questo pallone. Prova a centrarsi Puleo. Si accende il destro Puleo. Arriva Poi che colpisce con il pallone. E spreca un'altra occasione da gol. La Panormus. Poi attenzione perché scivola qui, spina su questo pallone, ma recupera bene, esce il portiere e la fa sua Romano. Ha rischiato la San Cataldese di prendere gol, però deve essere completamente divorato. Intravaglia cerca di spizzarla, arriva Lovoi a chiudere, Intravaglia in mezzo al campo, prova a portare via il pallone ma lascia giocare. San Cataldese in possesso del pallone, vuole provare a puntare, entra in mezzo a tre, poi tenta il destro e arriva il gol della San Cataldese che adesso allunga il risultato sull'1-0. Gli ospiti di casa passano in vantaggio, ma non è ancora finita. Temporeggiare, la devi dare subito, che ti viene a pressere forte, l'hai capito o no? Dite? Giordano, ti arriva sta palla a scarico, quello ha messo il male, vai lungo! Dobbiamo stare attenti al numero 11 della San Cataldese, che sembra essere l'uomo più pericoloso per i verde e rossi. Orsi, palla lungolinea, anticipa il pallone, poi prova ad andare, altro fallo sul numero, anzi, sì giusto, fallo tra 4, allungato troppo il piede qui, commettendo un brutto fallo su Fiume. Dai Nino, su! Aspettiamo che arriva sta palla! Siamo così agli sgosci del primo tempo. Stiamo sull'1-0. Marco! Barriera! 7 chilometri! Oh! Marco! Signore! Manco le conto, poco fa erano 5. Signore, ma 12 metri sono!
Mister, poco fa 5 passi, là, me l'ha messo dentro la riridò. E via Fiori, in mezzo a questo pallone di testa, c'è un pugno forse sulla testa. Era uscito con i pugni. Attenzione perché arriva anche l'altra ammonizione a Di Stefano. Sei stupido, Di Stefano! Signore, lui salta e riceve un pugno dal portiere, come fa a fare fallo? Prende un pugno il numero c'è la Panormus Puleo. Calmi. Guarda, capisco che lei da solo è difficile il fuorigioco, ma c'è uno sul palo, come fa a essere fuori gioco? C'era uno fermo sul palo. Così chiariamo una volta per tutte. Il fuorigioco lo vedo meglio io che sono lì o lei che è qui? Perché parte la palla? Lei ci faccia il vantaggio. Io non capisco Lo vedo perché. meglio io che sono lì Parte la o lei palla qui? da piede solo contro di loro. Perché? Vabbè. Se c'è uno sul palo. Spazio via il portiere San Caldese. Intravaglia di te con la spalla. Quello che cerca di nuovo Intravaglia. Protegge adesso questo pallone ma riesce a scappare bene sulla sinistra. Intravaglia. Allarga così, allarga bene. Con l'ultimo tocco è di Puleo. Non riesce a impattare bene il pallone per controllarlo. E quindi sarà rimessa al fondo per la San Caldese. 1-0. Ancora essere il risultato di questa partita. Peccato per la Panormus che ha avuto due potenzialissime occasioni da gol. È la prima occasione della San Caldese davanti. Mariolo avanti per Puleo, arriva forse una gomitata sul volto, ma l'arbitro non vede niente, lascia giocare. Chiude Di Stefano, spazza via questo pallone, quella che esce rimessa laterale. Rimessa della lunga battuta Di Stefano su questo pallone. Scoperta la Panormus a sinistra, Mariolo lo vuole a chiudere, poi palla per nessuno, la fa su Romano. Pallone lunga verso Puleo che mette giù per Intravaglia, poi va via lunga per Mariolo, prova ad entrare, ma sarà rimessa laterale per la Panormus. Lo vuoi? Battuta su Puleo che prova a girarsi, l'arbitro non fischia nemmeno questo. Altro calcio ricevuto ai danni di Puleo. Nico, seguilo il 4, Nico, seguilo il 4. Lo vedi nella rimessa laterale. Battuta dentro. Attenzione a Intravaglia che fallisce su questo pallone. Attenzione perché poi c'è contatto. Ma l'arbitro lascia giocare. Ancora un'altra volta sul Puleo. Ma non ha lasciato giocare. Orsi batte vicino per Mariolo che prova ad andare via bene in mezzo a due. Mariolo poi il destro. Palla che esce fuori. Rimessa dal fondo. Panormus che sicuramente ci crede, che non molla, sono 1-0. Palla lunga. Arriva lo puoi anticipare. L'arbitro lascia giocare. Poi rientra bene il numero 11, ancora lui il possesso del pallone. È difficile togliergli il pallone. Gioca vicino il numero 3 che c'è a campo libero. Allarga questo pallone, c'è Orsi su di lui. Riesce a passare ancora San Caldese che riparte dietro. Finta su Lovoi. Mette in mezzo questo pallone. Ottima la chiusura di Giordano. Poi spazza via Lovoi che fa da una parte all'altra del campo. Battuta rimessa laterale. Gambino spazza via Orsi, lo vuoi, parte Mariolo lungo linea per Puleo che era abbastanza in vantaggio rispetto agli altri due avversari. Se questa palla passava sicuramente poteva essere pericolosissimo per la San Caldese. Orsi batte con le mani, Travaglia lunga di testa, altra chiusa, rimessa laterale per la Panormus.
Siamo quasi agli sgocci alla fine del primo tempo. Orsi. Tutta lungolinea. Nel frattempo cade la pioggia qui al campo della Panormus. Rimessa della San Cataldese. È 1 chilometro dietro. La spizzata. Dopo il 10 che prova a girarsi. Viene chiuso da Lovoi. Poi Orsi spazza con questo pallone. Ancora San Cataldese in possesso palla. Poi arriva Mariola a recuperare questo pallone. Lovoi non riesce a prenderlo. Poi va sulle gambe. Riesce ancora a restare in piede Gambino in scivolata. Spazza via Giordano. San Cataldese quasi al limite. Prova a girarsi. Va via per il numero 11. Che mette questo pallone in mezzo. Si trasforma in un tiro. Poi ci arriva con i pugni in Romano a mettere questa palla sul calcio d'angolo. Oh, sveglia ragazzi, sveglia! Stretta in mezzo, il cross fortissimo. Allora esce dall'altra parte del campo, rimessa laterale. È finito il primo tempo, 1-0. Che va in favore agli ospiti di questa giornata. Quindi la San Cataldese al momento passa in vantaggio di 1-0. Piccolo break e ci rivediamo tra pochissimo. Ha fatto la sua partita, ci ha colpiti nel sonno, perché quando prendi un gol a 1 minuto e 40 secondi, così come è successo domenica scorsa, solo domenica scorsa siamo riusciti a ribaltare, questa volta insomma, abbiamo subito l'onta di qualità che ha Ligata nelle varie zone del campo, quindi anche il secondo gol insomma un po' fortunoso per via di un infortunio del nostro portiere, ma ripeto, non ho nulla da togliere ai meriti del Ligata. Potevamo entrare in partita con il calcio di rigore che insomma non è entrato, ma fa parte anche questo del gioco, quindi siamo rientrati in partita troppo tardi, quando già come dire, le situazioni si erano un po' stabilite a favore delicata, però va bene così, dobbiamo rimboccarci le maniche, dobbiamo capire sempre che insomma siamo una squadra che deve lottare, deve come dire, conquistare metro dopo metro, non dando mai all'avversario la possibilità, specie come quello di oggi, a cui non va dato assolutamente nessun tipo di vantaggio. Avete aperto una pagina importante del calcio siciliano, non solo, perché ora è stata una squadra che credo che abbia dettato, insomma, abbia cambiato anche il modo come dire, di vedere il calcio, con Zeman prima, poi con gli allenatori fino a Papadopoulos, successivamente poi la scalata fino alla Serie B credo sia stata la giusta consacrazione per un ciclo che credo sia ripetibile. Poi personalmente devo dire che ho avuto l'onore e la fortuna di giocare l'ultimo anno in cui Ligata stava ai professionisti un derby l'1 maggio del 94, nel quale ero in campo con Enzo Campanella, con Mimmo Giacomaro, dall'altra parte del Ligata c'erano insomma Zangara e Gonzaga, Pippetto Romano, insomma diciamo c'era mezza squadra di quel blasone a cui facevo riferimento, che ripeto rimane unica, rimane un punto di riferimento sicuramente che ancora stentano le società a imitare, perché quello che ha fatto Zeman, quello che è successo qui a Ligata, insomma può accadere ovunque. Zeman poi l'ha fatto a Foggia, poi insomma nelle grandi società non ha potuto ripetere queste cose, però ripeto, il sistema calcio a quei livelli ha altre leggi, altre situazioni, però rimane questo fantastico ciclo, di cui Enzo è stato uno degli artefici. Non so dove finiscono i nostri demeriti, iniziano i meriti di Ligata e viceversa, nel senso che c'è un filo sottile che fa da spartiacque, quello che dopo il gol da 1 minuto e 40 secondi, ripeto, quello ti taglia le gambe, anche perché ti fa saltare un piano gara che per noi, ripeto, io fino alla fine ho giocato con 4 attaccanti, quindi non sono venuto qua per difendermi, per difendere poi cosa, perché se ti difendi una squadra come Ligata ti rintanano nella tua metà campo e rischi di... Dovevamo tenere un po' più duro, cercare di non subire così come abbiamo subito quel passivo di 2 reti, ma ripeto, fa parte del calcio. Poi potevamo, come ho detto poc'anzi, riprendere la gara
Ripeto, i ragazzi hanno dato tutto quello che potevano dare. E naturalmente poi di fronte abbiamo un avversario di elevata caratura e quindi con questo bisogna fare i conti. Ripeto, non averla aperta al primo tempo è stato un peccato perché abbiamo assistito a una bella partita tutto sommato, ripeto, non credo che il pubblico si sia annoiato. Poi insomma che noi non siamo molto contenti, questo è ovvio, il risultato ne testimonia. Non dobbiamo mai abbassare la guardia, non dobbiamo mai tirare in barca, ma qualsiasi sia il risultato. Naturalmente, ripeto, venire qua dopo neppure 2 minuti e andare sotto è difficile poi riprendere il battere della matassa, ripeto. Poi ci abbiamo tentato, Cristian ha annunciato, ci aveva tentato anche nel primo tempo, il rigore, come ha detto, poteva cambiare tutta la partita. Ripeto, dobbiamo lavorare per essere sempre a squadra, per essere sempre sul pezzo e capire che dal sacrificio, dalla lotta di ogni centimetro, io parlo sempre dei primi 5 centimetri e degli ultimi 6 secondi che sono fondamentali per ogni sport, ma nel calcio in particolar modo, perché arrivi prima dell'avversario e finisci dopo di lui. La Mistretta veniva da un periodo nel quale aveva recuperato qualche piccolo acciacco, probabilmente oggi insomma, c'è stata una brusca frenata, una caduta, ricaduta, non saprei come definirla, perché poi fondamentalmente stretto i denti domenica scorsa, in settimana abbiamo tentato di recuperarlo nel migliore dei modi, pazienza, in settimana cercheremo di recuperare un po' tutti, anche 111 ha avuto un risentimento muscolare. Ripeto, finora ci era capitato ben poco sotto questo punto di vista, dobbiamo prenderne nota. La fatica, il viaggio sicuramente sono cose che, la tensione, sono cose che pesano nell'economia psicomotoria di un calciatore, quindi questo credo che ne faccia parte per quanto riguarda Centozzo. Per quanto riguarda Mistretta valuteremo le sue condizioni, speriamo che possa riprendersi quanto prima. Terminata con il risultato di 2-2 la prima sfida in campionato in casa per il Mistral Palermo, seguito con il mister Cappello che salutiamo. Salve a voi. E chiediamo subito, mister, un pareggio arrivato agli ultimi 20 secondi, c'è un po' di rammarico? Ma guarda, queste partite si possono anche perdere perché non è stata una prestazione oggi ottima, eravamo un po' sottotono, quindi quando ci mette un po' anche la sfiga, perché potevamo fare il 3-1, abbiamo preso un palo a 35 secondi o 40 alla fine e poi prendiamo il 2-2. Questo sport è anche bello per questo, quindi, ma non abbiamo fatto comunque una buona partita, quindi mi tengo diciamo, stretto il punto perché potevamo anche perdere oggi, quindi va bene un punto, ma la prestazione è da rivedere indubbiamente. Dopo il pareggio degli ultimi 30 secondi, poi a 15 secondi alla fine, un'altra ghiotta occasione per gli avversari per vincere la partita con un brutto tiro di Martino. Cosa ha pensato in quel momento? Quello che ti ho detto poc'anzi, che queste partite si possono anche perdere quando giochi così male, quando la palla comunque non vuole entrare. Abbiamo creato tante occasioni, ma non abbiamo mai sfruttato l'occasione che abbiamo avuto. Loro comunque sono stati una buonissima squadra in fase difensiva, difendevano bene, ripartivano in contropiede, è una squadra molto organizzata che oggi ci ha dato tanto filo da torcere, quindi merito anche degli avversari se quest'oggi ci siamo portati un punto noi e un punto loro, quindi i complimenti vanno anche a loro. Abbiamo visto un primo tempo sottotono, un secondo tempo invece decisamente migliore. Cosa ha detto all'intervallo ai suoi ragazzi? Ma detto in maniera pura mi sono un po' più incazzato perché abbiamo fatto un bruttissimo primo tempo nell'atteggiamento, quindi ovviamente a fine primo tempo ho dovuto alzare un po' la voce perché eravamo troppo stenti, quindi il secondo tempo siamo diventati un po' meglio, però diciamo che la squadra vista oggi non è quella delle ultime giornate, nelle ultime uscite, quindi c'è qualcosa da rivedere, dobbiamo un pochettino rivedere alcune situazioni, forse eravamo un pochettino scarichi mentalmente, dobbiamo vedere di lavorare perché è un gruppo giovane, quindi ci sa anche fare queste prestazioni. Dunque lei parlava di pile scariche, quindi quanto è importante arrivare alla sosta prima della grande sfida contro l'Adrano per potersi anche farsi un pizzico riposare in campionato? Serve per ricaricare un po' le batterie, anche se non abbiamo giocato in maniera continua perché ci sono state anche delle soste dopo la Coppa Divisione. Adesso c'è un'altra sosta, poi ci aspetta Adrano e dobbiamo un pochettino fare un po' anche un bagno di umiltà perché forse ci siamo sentiti troppo belli in queste partite che abbiamo affrontato, quindi dobbiamo un po' rimanere con i piedi per terra e capire che quest'anno sarà dura e come vedete una partita di questa dove magari la vuoi vincere in casa con la Gallinese, poi ti porti un punto e è andata anche bene perché potevamo perderla anche alla fine, quindi dobbiamo fare un po' un bagno di umiltà. Un pensiero sull'Adrano? L'Adrano quest'anno ha alzato un po' l'asticella, ha preso giocatori di categoria, quindi poi conosco molto bene Carmelo Sgoi che ci tiene a fare bene ogni anno, quindi è un gruppo anche loro giovane, quindi è una squadra che secondo me può puntare a vincere il campionato.
Mione sembrava che anche oggi la legge del Matranga stesse per concretizzarsi. Alla fine la zampata di un campione, possiamo dirlo come Arken, vi ha negato la gioia della vittoria e di un'altra settimana in testa alla classifica. Sì, però non toglie niente alla nostra prestazione, che è stata buona, di fronte a una squadra veramente super attrezzata, una squadra forte. Certo, eravamo contenti se la portavamo a casa e avevamo fatto una grandissima prestazione difensiva, però penso che tutto sommato pareggio è il risultato giusto che ci può stare. È un pareggio frutto anche della vostra capacità di fare, come dicevo anche durante la diretta, blocco negli ultimi 30 metri, anche nella fase finale del primo tempo, quando è arrivato intanto il palo subito dopo il gol, poi c'è stato anche il palo di Tempesta. È tornata quella capacità da parte del Castellammare che si era vista 2 stagioni fa di compattarsi attorno a quelle figure chiave che sono Adamo, Caronia, Messina. Sì, esatto, quello che facciamo è chiaramente l'assenza di Malik non ci consente di avere un certo tipo di ripartenza, però ho detto ai ragazzi facciamo quello che sappiamo fare, facciamolo bene, il gol può arrivare su situazioni anche diverse e così è stato. E poi è la nostra caratteristica, ci sappiamo difendere bene, l'abbiamo fatto benissimo fino all'ultimo. È chiaro che poi un po' di energia ci è mancata, loro fanno cambi e mettono persone in panchina, insomma, come questo attaccante imponente, per cui diventa anche difficile mantenere l'energia fino all'ultimo minuto. Ci avevamo quasi fatto, credo mancassero 5 minuti alla fine, però non ho niente da rimproverare, sono soltanto contento dei ragazzi oggi. Ecco, so che agli allenatori non piace parlare dei soggetti, dei giocatori individuali, ma la domanda te la faccio lo stesso. Oggi partita, a mio parere, eccellente da parte di Tempesta, a livello anche di qualità nel tenere anche la palla lontano. È quel giocatore che ti sta dando forse quel pizzico di qualità in più che magari viene meno in Messina, che fa magari un lavoro invece un po' più sporco, anche spalla alla porta da punta. Assolutamente sì, e Tempesta ha avuto un impatto così e ora finalmente da 2 o 3 settimane si è calato in quello che deve fare a Castellammare. Se lo fa con grande energia e correndo e sacrificandosi, poi la qualità sua è almeno di un'altra categoria, questo non si discute, ma per fare venire fuori la qualità bisogna prima mettersi bene, correre, mettersi a disposizione, sacrificarsi. Finalmente lo sta facendo e credo che prenda anche le soddisfazioni. Ci risiamo, squadre che sono scese di nuovo in campo. Il risultato, ricordiamo, di 0-1 per gli ospiti di oggi. Aspetta il fischio dell'arbitro, è iniziata, è partita il secondo tempo. Ricordiamo la Panormus che per vincere deve fare almeno 2 gol, soprattutto per mantenersi capolista e per andare addirittura a più 4. L'altra squadra che sarà rimessa laterale subito San Cataldese, anzi sì, scusate. E altri 35 minuti di gioco intenso. La spinta con le mani, la palla arriva lì, Gambino la spazza male, poi sinistro, la palla arriva lì, riesce a spazzarla fortunatamente poi Giordano. Un caso San Cataldese sbaglia lo stop, rimessa laterale Panormus. Quindi abbiamo il rinvio a mezzo centimetro.
Orsi l'ha rimessa laterale, batte lunga. Orsi, attenzione perché la palla rimane lì, poi tenta direttamente da una distanza il numero 11 della San Cataldese, palla che esce fuori, rimessa dal fondo per la Panormus, già battuta da Romano. Palla lunga verso la Voi, ultimo tocco maglia rosso-verde. Puleo, spizza di testa per Intravaglia che riesce a girarsi benissimo, scivola di Spina giù, Di Stefano alza questo pallone verso il numero 9, l'arbitro fischia. Lo stesso San Cataldese, palla lunga, arriva Orsi, spazza via questo pallone. Non ti ci appoggia, non gli dare l'appoggio. Di testa, la tocca Di Stefano, Nino, posizione, giochiamo, Orsi la dai! rimessa laterale, lunga verso Intravaglia, l'ultimo tocco è suo. Di Stefano, lo vuoi spassa via. Fiume, lunga per Puleo, che tocca per Mariolo, che protegge la San Caldese, non c'è niente da lasciare giocare. Mariolo, palla per Puleo che prova a saltare l'uomo, anticipato, poi fallo, forse si intravaglia ma l'arbitro ancora lascia giocare. Lo vuoi, lunga e c'è Puleo a terra. Arbitro fischia. Che motivo ha di buttarsi, io vorrei capire. Chiede l'intervento dei medici, il direttore di gara per su Puleo. Che motivo ha di buttarsi? Si riparte, Sacrezza che spazza il pallone. Orsi mette giù col petto e parte dietro da Gambino. Intravaglia, lascia scorrere. Di tacco, poi di testa. Prova ad andare via, c'è la gamba destra ma l'arbitro lascia giocare. Palla dentro per il numero 9, vuole andare via in velocità. Si mette davanti con il colpo il numero 5. Prende un'ottima rimessa laterale qui Mariolo. 9 alla battuta. Lunga lo vuoi, Mariolo con il corpo poi Puleo, prova il sinistro, viene fermato, contropiede San Cataldese, riesce ancora 11 a non andare via, poi Intravaglia, va via con il tacco, lo trova Fiore, anzi Orsi scusate, sarà calcio di punizione e primi cambi, adesso per la Panormus. Fai a mezzala, Alpo, fai a mezzala. Fiume! Il 18. Nino! Dov'è Nino? Oh. Fai il play! Esce Di Stefano col numero 6 ed entra Battaglia col numero 18. Jordi, alla cospetto ogni tanto. Ora vai te qui. Senza cincicchiare. Stato Battaglia. Forte la Calcio di seconda! punizione in due Forse su la questo seconda! pallone, Spina e Orsi, i due terzini della Panormus. Orsi entra il sinistro, palla che schizza,
La tocca il portiere. Calcio d'angolo per la Forte, Panormus. attacchiamo forte! Intravaglia la battuta. Batte bene Intravaglia questo calcio d'angolo. Poi di testa è arrivato il colpo di testa. Poi Intravaglia ancora la mette in mezzo. Non c'è nessuno. C'è uno da quel lato che tenta il destro di prima. Puleo il destro! È arrivato il gol di Puleo. 1-1. È arrivato finalmente. Chi se non Puleo? C'era nell'aria il gol della Panormus. È arrivato subito al 41esimo dopo 5 minuti del secondo tempo. Puleo col numero 10. 1-1. Panormus che si rimette in carreggiata adesso. Vieni Simo! Altro cambio della Panormus. Esce il numero 2 Spina ed entra il numero 15 da San Filippo. Adesso Panormus che ha cambiato gli schemi di gioco con Giordano che passa terzino destro. San Filippo difensore centrale. Lo vuoi di testa. Ancora lo vuoi. Lo vuoi ancora di testa per Puleo. Non c'è motivo, l'arbitro fischia. Calcio di punizione per la San Cataldese. La lunga battuta malissimo. Chiude Intravaglia. Si giocherà avanti, da poi da campo. Chi lo prende? Per la San Cataldese. Con calma, raga! Raga, calma, c'è una vita, facciamo, calma! Siamo calmi! È 1 chilometro dietro la palla, signore! Orsi. D'esterno, sbaglia il passaggio, poi recupera il pallone. Si crea confusione lì in mezzo al campo. Arriva poi bene Puleo a prendersi questo pallone. Puleo si gira e imposta per Intravaglia che va via. Non riesce ad arrivare lì. Il compagno poi Orsi, salta l'uomo, ancora Orsi in mezzo al campo, allarga il pallone a destra ma viene fermato. Deve prendere di nuovo posizione. Arriva poi Gambino con il petto mette giù. Possesso per il numero 4 del suo Fiume. Allarga per Lo Vuoi. Ancora Lo Vuoi, via con un numero Lo Vuoi. Arbitro fischia. Calcio di punizione per la Panormus. Gambino a battere questo calcio di punizione. Giù, attaccala bene, giù! Gambino battuto sul portiere che esce con i pugni, poi il destro in rovescio dopo la seconda volta, il sinistro li scende questo pallone. Gambino spazia per il pallone. Giordano mette giù il pallone, mette di nuovo in mezzo, alza questo pallone per Mariolo che deve provare ad arrivarci. Ci arriva Mariolo, la mette in mezzo di prima, viene spinto Puleo ma l'arbitro lascia ancora giocare. Poi Lo Vuoi, arriva spinto, cade giù e fischia fallo per la San Cataldese. Si mette le mani in testa a Chi Lo Vuoi. Era secondo Intravaglia anticipa. Appena entrato, ottima la palla per Mariolo. Mariolo, il sinistro, primo palo. Vai dentro, giù, vai dentro! Poteva tranquillamente stopparla qui Mariolo. Aveva tutto il tempo, ha preferito il tiro di prima. Forza! Intravaglia, Mariolo. Rientra. Però anche questo pallone viene anticipato. A lungolinea, Intravaglia. Vuole andare via Intravaglia, tenta il tunnel, riesce a passare, la palla rimane ancora lì.
Intravaglia in mezzo a 2, in mezzo a 3, lotta per il pallone, arriva poi in chiusura, è scivolata, ottimo qui, battaglia, e si è rimessa per la San Cataldese. Altro cambio per la Panormus. Marco, a questo lato. Questo lato tu. Entra 19. Sei attaccante a sinistra. Sempre due siete, ok? Siete sempre due, non cambia Esce niente. Mariolo ed entra Campagna con il numero 19 per la Panormus. Non andare dentro. Alza tagliata e dico. No, dai, 3 i cambi della Panormus in questi 10 minuti del secondo tempo. Va bene via il numero 11 della Panormus, poi l'arbitro lascia giocare, va via il numero 4 in mezzo a 2, viene fermato, calcio di punizione per la Panormus, poi subito battuto, palla per Orsi che prova il sinistro d'esterno, prende un effetto strano il pallone. C'è Marco Solo che va a pensare da tre quartate da centrocampo. Attillina. Liscio qui, cambiano di testa, poi c'è Giordano su questo pallone, non ci arriva, quella che esce fuori, rimessa laterale per la San Cataldese. È laterale, ferma! Laterale, occhio al marcatore. Fatto lungo la rimessa laterale, di testa spazzato Giordano, poi anche Filippo Puleo, lungo linea per il neoentrato che possegge questo pallone, palla che va lungo linea, vuole andare via Lovoi, in velocità Lovoi, il pallone rimane lì, il portiere fa il suo, poi anticipa Puleo, poi c'è scivolata, palla che rimane lì, Lovoi, pensa che il pallone, l'ultimo tocco è suo, rimessa laterale per la San Cataldese, aggressivi su ogni pallone, quanto dice pure il mister San Cataldese, sono più duri rispetto ai suoi. Per la lunga battuta di testa, altra rimessa per la San Cataldese. Senza fare fallo, voi staccati, così lo anticipi. Passa via Fiume, palla che rimane lì, prova ad andare via, poi c'è contatto, l'arbitro fischia, calcio di punizione per la Panormus, è andato via bene battaglia. Viste? Attacchiamo forte. Va Orsi alla metà campo a battere questo calcio di punizione. Orsi prende la rincorsa, alza questa palla morbida, poi il destro di Puleo, la palla rimane lì, appoggia per Fiume d'esterno, palla che si mette in mezzo, si crea confusione, spazza via, e poi c'è l'uomo su questo pallone che rimettilo in mezzo, erano in gioco i 3 della Panormus, poi Fiume, ancora possesso Panormus, c'è confusione, lo vuoi, scappa via la San Cataldese con il numero 11 che cerca questa palla lungolina, palla che passa, la fa sul Romano, spazza via, mette giù questo pallone, intravaglia, mette bene giù il pallone, adesso palla per Puleo, viene chiuso, vuole andare via con la suola, chiude bene il numero 2, rimessa per Peppe, la San Cataldese. cambiati con Marco. Anche Daniele. No, dai, devi fare tu. Non c'è io così lungo. Bella rimessa laterale, battuta. La vuoi? Per intravaglia, palla lunga, sono in 2, chiude bene, non è entrato, lo vuoi?
allunga troppo il pallone, lo vuoi. Senza fallo, bravissimo, senza fallo. Si centra bene, ancora il numero 11 che alza questa palla, chiede bene lo scambio, poi prova il sinistro, c'era Romano questo pallone, palla lunga, mette bene giù, qui battaglia, prova a lanciare, palla che cade nei piedi di Puleo, poi intravaglia, allarga dall'altra parte per Lovoi, si fa anticipare e perde il pallone, contropiede San Cataldese, si allunga troppo la palla, poi Giordano chiude spazio di palla, la palla rimane lì, Puleo che si gira, ancora Puleo, può provare, mette il pallone in mezzo, arriva in travaglia di testa, e palla che esce, rimessa dal fondo. Dai, forza, dai, raga! Dai! Bravi, va bene, bravi! Pericolosa la Panormus quando attacca. Dai Peppe, dai Peppe! Pallone lungo, Fiume con il petto, si gira in travaglia, adesso per Campagna, gioca all'avversario questo pallone ma in travaglia ancora chiude, tiene il possesso del pallone con molta calma, gira dall'altra parte per Lovoi, abbiamo ancora una volta anticipato, rimessa 3 per la Panormus, Giordano alla battuta, battuta lunga, Puleo che protegge col corpo, si gira in destra, è arrivata la doppietta di Puleo, sempre lui, il numero 10, 2-1, in protezione sul pallone, riesce a girarsi, supera la marcatura e la mette dentro, 2-1 per la Panormus, che attualmente si vede come prima in classifica a +4 se la partita dovesse finire così. Guarda lì, guarda lì. Non si comincia l'euforia del gol si è sedotto. 53 sul cronometro, una rimontata alla Panormus. San Cataldese in attacco. Da dentro, troppo alta questa palla, la palla rimane lì, c'è un tocco con le mani e arriva il calcio di rigore per la San Cataldese. Adesso è il numero 11, si vede subito il pallone, se lo va quasi ad impostare nel dischetto. Non si è capito chi è stato, toccare la palla con la mano. Attenzione lì perché c'è una spinta, forse un colpo sul volto. Si crea confusione lì, in area di rigore. Questo no, però mister, richiamatelo, mister. Che numero è stato? No, non l'ho visto. Che numero è stato? Non l'ho visto, l'ho girato, stavo bene. Ari, vuoi se reagisci? Pensa a giocare. Dere! Che c'è? Che vuoi fare? No, non è stato lui. Chi sta? Dani! Stavano disturbando ma senza violenza. Dai Davide! Dai raga! Rischia di accendersi la partita, calcio di rigore. Parte il destro! Arriva forse la doppietta del numero 11. Ritorna come primo risultato 2-2. Adesso la partita.
Palla lunga sulla rimessa laterale alta. Tutti i piedi, signore. Vabbè. Orsi in mezzo a due. Fiume gioca vicino per lo voi. Stesso San Cataldese. Rientra bene, gioca dietro. Si gira bene il numero 11, recupera poi palla, vede ancora il pallone lui. Arriva poi Orsi a chiudere questo pallone. C'è un calcio, ora bisogna lasciare giocare. Parte il destro, palla che esce fuori. Sta roba, raga. Mancati a quello. Palla lunga. Orsi. Lungolinea. Per battaglia. Protegge il corpo. Bene battaglia. Calcio di punizione. Orsi già la battuta. Ottima questa per il numero 18. E l'arbitro fischia. Altro cartellino giallo per la San Cataldese. Alza sta palla, Cri. Forte, ragazzi, chiamala forte! Non l'ho visto. Chi ha ammonito, signore? Il 6. Orsi la battuta. Signori, occhio alle mani che lei ha fischiato rigore! Occhio al fallo! Ottima la palla in mezzo, viene spinto, c'è il calcio di rigore per la Panormus. È arrivato il calcio di rigore anche per la Panormus adesso. Dopo un gol, tra l'altro, quindi gol annullato per calcio di rigore. 2-2 e Panormus che adesso può tornare in vantaggio. Però il mister ti dice fatti, quello era confuso, non sapeva che doveva fare, devi battere subito. Che poi Si prende il pallone Puleo, il numero 10. Comunque questo errore è gravissimo. È gol, devi aspettare che finisce l'azione. tutti a noi. Mette il pallone giù Puleo. Tutti a noi, ma incredibile. È concentrato su queste cose, tranne sulle cose quelle dove devi stare concentrato. 2-2, 60 sul cronometro, Puleo prende la rincorsa, il destro! È arrivato il gol di Puleo, la tripletta del numero 10. E Panormus che ritorna in vantaggio su calcio di rigore, come hanno fatto gli avversari poco fa. Forti, raga! Ecco, ora di posizione, 3-2, 60 sul cronometro, ancora 10 prima della fine della partita. Non sappiamo più cosa aspettarci, ma sicuramente la partita è molto equilibrata. Già sta andando da un'altra parte, stai a posto, lungo. Palla lunga. Dai, silenzio! Palla dentro, la palla rimane lì, arriva il gol della San Cataldese, forse del numero 15, quello che è appena entrato. È entrato forse nemmeno un minuto e firma subito il gol. Panormus che si addormenta su questa palla. È partita che ritorna sul 3-3. Che partita!
al Panormus Stadium. Fiume, Giordano, palla lunga, possesso San Caldese, per di nuovo Fiume, mette giù in travaglia, protegge il pallone in travaglia, chiuso da 3, preferisce giocare dietro, da Giordano, liscio prende un calcio di punizione per la Panormus, si è accesa la partita, palla battuta, va via per Lovoi, l'arbitro fischia, interrompe il gioco di nuovo per palla in movimento. E altro cambio per la San Caldese. Ma dov'è il fallo? Signore, cambio. Matteo, vieni, Bandieri. Cristian. Esce 2, entra 13. Aspetta. Oh! Guarda! Palla per Orsi, controlla il pallone, già pressato, palla sul secondo palo, è un'ottima palla, la palla arriva Nelle! È arrivato il gol della Panormus, non si sta capendo più niente, 4-3, ogni azione praticamente diventa un gol, una partita infinita, assist di Orsi, mette sul calcio di punizione, non battuto in mezzo, chiede la testa. E arriva il gol anche dell'altra punta, Battaglia, anche lui è entrato poco fa. Cambio. Signore, cambio. Sì. 4-3, un gol al minuto attualmente. Cristian, vai a mezza. Entra Battaglia. Non continuare a colpirsi e alzarsi Giordano. questa partita. Terzino sinistro. Signore, cambio. Signore. Gliel'ho detto prima. L'abbiamo detto, aspettavamo. Altro cambio della Panormus, esce in travaglia 8, il capitano 13. entra Isgro, Vai lungo, cerca Puleo, campagna. si riparte, ormai ci si deve aspettarsi tutto, palla lunga, deve uscire il portiere, sarà calcio d'angolo, anzi no, rimesso al fondo, scusate, mi sto malissimo qui, con molta calma adesso la Panormus, adesso tiene il controllo del pallone, Meglio lui, meglio tu, così lui da saltare. rimesso al fondo, battuto malissimo Fiume, per il lento di Sgro, metteva il pallone in campo, di testa, Puleo mette giù di testa, perché la palla alla San Caldese, c'è fallo su, forse il giocatore, ma c'è Puleo che vuole andare, si allarga a destra Puleo, arriva a tutta velocità il numero 18, attenzione al contatto ed è calcio di rigore, ancora un altro calcio di rigore per la Panormus e anche il cartellino giallo per il difensore della San Caldese che è andato completamente a vuoto colpendo le gambe del numero 18 Battaglia e altro calcio di rigore per la Panormus, vedremo questa volta chi andrà a batterlo, si va a prendere il pallone qui Orsi, si è fatto male Battaglia, speriamo nulla di grave. Ma chi ha ammonito? Chi stai? Chi ha ammonito dei vostri? Il 16. Può allungare adesso la Panormus di 2 gol, mantenere
il titolo di capolista. Rimani concentrato, rimani caldo, muoviti. Forse ad andare a +4. Marco! Ricordo sempre di andare a finire questa partita con la vittoria della Panormus. Prende la rincorsa Orsi. Dopo un assist vuole firmare anche lui il gol. Orsi. Rincorsa il destro! Stesso angolo di Puleo! E Panormus adesso che va +2 a 4 dalla fine. Il risultato diventa di 5-3 per la Panormus. Anche Orsi e il timbro. Signore, cambio! Signore, cambio! Nel frattempo altri cambi per la Panormus. Vieni, Puleo! Battaglia! Siete 2 trequartisti, fate la scuola tu! Esce Puleo. Cristiano, tu esci, vieni. Esce il 10, entra il 16. Esce Puleo. Esce il 16. Entra Melia. No, lui subito. Dai! E poi esce 7. Poi esce anche Orsi. 14. Entra Traina. Tito, due scacchette pronte. Oh, 2 minuti sulla fine di questa partita. Chiaramente forse con qualche minuto di recupero in più. Palla dentro, Gambino spazza malissimo. Si era rimessa la tela per la San Cataldese, dove da lì hanno avuto parecchie occasioni da gol. Non è ancora finita, non c'è nulla di sicuro visto la partita. Battuta in mezzo alla palla, spazza via di testa e possesso Panormus. Via lungolinea, mette giù il numero 19. Attenzione perché qua spazza malissimo. La Panormus può andare con i nuovi entrati, forze freschie sono stati anticipati. Adesso possesso Panormus con molta calma. Qui Romano tiene il pallone, spazza via Romano, mette giù Battaglia per mangiare questo pallone alzato per Lovoi, che riesce a prendere il pallone, rientra per Lovoi, è dentro l'area di rigore, viene poi fermato. Poi mette giù il pallone numero 15, contropiede per la San Cataldese, allarga bene il pallone a sinistra, campo per andare, vuol provare ad andare, scappa via, arriva Gambino e scivolata a chiudere. Poi c'è fallo, arriva il calcio di punizione e attenzione al numero 11, che da lì può essere veramente pericoloso. Ha mostrato diverse qualità calcistiche questo ragazzo. Melia, Barriera, Melia! Marca! Dove vai? Marca! E 15 solo! Avanza un poco! Dopo questo calcio di punizione in teoria l'arbitro dovrebbe dare minuti di recupero. Parte il destro, centrale tra le braccia di Romano Davide. Chiede calma adesso lo giudice. Palla lungolinea, palla che esce fuori, rimessa laterale. L'arbitro chiede il cambio. Rimessa laterale Panormus. Signore, ha dato un recupero, è finita la partita. 4 saranno i minuti di recupero Cambio, signore, cambio! per questa giornata. Nel frattempo c'è un altro cambio. Forse l'ultimo cambio. Esce il 4, che numero è? Entra 17. Entra Zito ed esce il numero 4 Fiume. Mezzala, sei di posizione. Solito a giocare così Fiume. Ha fatto un'ottima partita ugualmente. Ci aspettava di più. Rimani 3. Fallo
Panormus. Calcio di punizione per i gialli. Prendila Davide! Allora, prendi! Melia, batte Melia! Mettila forte, grazie! La volta da Melia. Calcio di punizione, battuto fortissimo in mezzo! Guarda che schizza fuori. Rimessa dal fondo. Dai, ragazzi! San Cataldese. Battiamo di testa, Graziano! Palla lunga. Chiude bene Gambino. Allarga a sinistra Giordano. Parte dietro e spazza via il pallone. Palla verso Campagna. Lunga Santa Caldese. Di testa San Filippo. In due sul pressing. Va a pressare bene. Qui battaglia. Rimessa dalla San Caldese. 72, altri due sono rimasti in recupero. Battaglia arriva. Altra rimessa laterale. Palla in mezzo, schizza dalle mani la palla però adesso rimane lì, spazza via. Attenzione perché tenta il sinistro. Con molta calma Gambino spazza via, trovando un passaggio lungo linea, che adesso vuole provare ad andare via. Va via, veloce Melia. Centra Melia, viene fermato, poi sulla sinistra poteva arrivare dall'altro lato, ma viene anticipato, ma riprende bene il pallone, lo mette in mezzo al primo palo di testa. Ci ha provato a colpire di testa questo pallone. Sul cross di Lovoi, palla che esce, rimessa al fondo e arriva nel frattempo un'altra ammonizione, questa volta anche per il capitano della San Cataldese. Tanti ammoniti oggi. 73 sul cronometro, sta quasi per finire la partita. Spazio lunga, spazio bassa, si fa prendere il tempo qui il numero 13, attenzione perché rischia, palla lungolina forse un po' troppo lunga, palla che esce, rimessa dal fondo. 74 i minuti giocati, è finito il tempo supplementare, si mette il fischietto in bocca all'arbitro, spazza via il pallone e ancora passaggio per la Panormus. Romano la fa sua, fischietto in bocca ed è finita, Panormus che vince in casa di 2 gol, risultato finale 5-3 e adesso sì, è sicuro, rimane la capolista, l'unica differenza è che va più 4 adesso. È stato un piacere commentare con voi questa partita frenetica tra le due squadre. Sembra una partita che non voleva mai finire. Colpi a destra e colpi a sinistra. L'ha vista, l'ha spuntata la Panormus per il 5-3. E ci vediamo tra pochissimo per un'altra partita.